Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Si è tenuta questa sera sotto la loggia del Lionello a Udine la cerimonia in ricordo del grande inventore e imprenditore friulano Arturo Malignani, in occasione del 132esimo anno dalla prima accensione dell'illuminazione pubblica elettrica nella città, avvenuta nel gennaio del 1889. Il capoluogo friulano fu la terza città europea a dotarsi di una rete di illuminazione elettrica a cura della ditta Volpe Malignani SLC, dopo Milano e Londra. Il nuovo sistema tecnico del getteraggio, brevettato dal Malignani, fu poi ceduto alla società statunitense di Thomas Edison tramite la filiale italiana e venne addirittura presentato all'Esposizione Universale di Parigi del 1900. L'iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Pietro Fontanini, è stata promossa dal Circolo Culturale Quintino Sella e dall'International Comité Romeo and Juliet in Friuli, associazioni che stanno già programmando un ciclo di eventi denominati Udine Capitale della Luce, in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura. Alla cerimonia ha presenziato il sindaco Pietro Fontanini. Gli interventi storici sono stati portati dal professor Ugo Falcone, presidente del Circolo Culturale Quintino Sella, dal dottor Dionello D'Agostini per l'Università degli Studi di Udine e dal dottor Albino Comelli, vicepresidente dell'International Comité Romeo and Juliet in Friuli, e dalla dottoressa Michela Bonan, autrice del libro Le operose rogge di Udine. Alla cerimonia era presente anche Federico Malignani, il nipote del grande inventore. La giornata di oggi è una rievocazione in onore di Arturo Malignani, colui che ha portato la luce a Udine, la quale fu la terza città in Europa ad essere illuminata con la luce delle lampadine. E questo è il primo incontro che speriamo venga ripetuto negli anni seguenti, sempre in gennaio, perché ricorda che il 1° gennaio del 1889 appunto il centro di Udine fu illuminato con 1400 lampadine, mica uno, che tutte funzionarono, al punto che il signor Edison, che non riusciva a fare, ma questo magari fa parte di un'altra domanda che mi fa. Possiamo dire, insomma, Udine è stata la seconda città Terza in Italia, città la terza nel mondo. La terza nell'Europa, sì, ad essere illuminata. Certo. E grazie all'energia idroelettrica che lui ha ricavato da queste umili rogge che attraversano Udine, che adesso non si vedono più, e soprattutto a quella che era alla centralina idroelettrica di quello che adesso è via Marco Volpe, il quale era proprio il suo collaboratore e il suo sostenitore economico, e che insieme hanno costituito la ditta a cui il comune di Udine quella volta affidò l'incarico di illuminare Udine con questo nuovo sistema di illuminazione. Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy.